Come here, ass. Fuck. Quanti di voi conoscono Pornhub? Ok, perfetto. Quanti di voi vanno a messa la domenica? Ok. Molto più pornauti che cattolici. Porno Dio 1-0. E non è una bestemmia, potrebbe sembrare, ma non è una bestemmia. Comunque, per quelli che non si sono esposti, sia Dio che Pornhub conoscono i vostri gusti, anche se cancellate la cronologia di ricerca. Allora, dati del 2023. L'Italia è ottava al mondo come numero di accessi su Pornhub. Siamo ottavi. Regà, è un numerone. E nonostante io abbia la tariffa gigabyte illimitati, non può essere solo merito mio. Le prime due città in Italia sono Milano e Roma. Io vivo a Roma, vado spesso a Milano per lavoro, ma comunque non può essere tutto merito mio. E se c'è qualche donna che sta pensando, oddio, il porno è un discorso di soli uomini, no, perché il 30% del traffico proveniente dall'Italia è composto da donne, fedeli sorelle, che abbracciano la Trinità, che in questo caso sono il padre, la madre e l'amica della figlia. Questa è la Trinità di riferimento su Pornhub. Il porno è il vero partito della nazione, trasversale dai 18 ai 65 anni. 18 solo perché devi confermare di averne 18, perché secondo me anche c'è un sistema sicurissimo che Pornhub ha messo, no? C'è questo sistema in cui è difficilissimo accedere se tu sei un minorenne. Praticamente ti esce un banner, sei maggiorenne? Sì, ok. E sei dentro questo paradiso di cazzi, fighe e culi. È un mondo bellissimo. Quindi il porno è veramente trasversale e il porno è pieno di patrioti. Dici, Pietro, come fai a sostenerlo? Basta leggere attentamente i dati che abbiamo in mano. Allora, le prime due ricerche nel 2023 sono state amatoriale italiano, porno italiano. Le due pornostar più ricercate dall'Italia sono state Sara Diamante, italianissima, e Malena la Pugliese, più patriottica di Malena la Pugliese. Il giorno con il minor numero di accessi dall'Italia su Pornhub. Dici che è stato Natale? Dice, mentre nonna mangia la lasagna è brutto chiudersi in bagno a farsi una sega. No, Natale è scivolato via tranquillamente. Dice, Capodanno. Il 2 giugno. Vero? Festa della Repubblica Italiana. La settimana, tutti i dati veri, la settimana con il minor numero di accessi su Pornhub dall'Italia, cioè la settimana santa, quella di Pasqua, no, la settimana di Ferragosto, no, la settimana del Festival di Sanremo. Festival della canzone italiana, il momento più basso si è toccato quando si sono esibiti i Pooh. Che figura ci facciamo con gli altri stati del mondo? Cioè c'è gente che ha staccato da Pornhub per vedere Sanremo. Ora c'è da capire se hanno smesso di toccarsi per vedere Sanremo o hanno continuato a toccarsi vedendo Sanremo. Oh, so gusti. Magari qualcuno si è toccato guardando Amadeus, qualcuno guardando Gianni Morandi e qualcuno guardando Chiara Ferragni. A proposito, ricordiamo che tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Il porno è pieno di patrioti e io a questo punto propongo di creare un porno tutto italiano. Basta inglesismi, basta queste categorie con questi termini inglesi. E come proponeva un deputato, membro del governo di maggioranza, del partito di maggioranza di questo governo patriottico, basta robe in inglese, torniamo all'italiano, anche nel mondo porno. Io ho tirato giù un po' di nomi che potrebbero sostituire le classiche categorie che conosciamo. Allora, Big Dick diventerebbe grosso fallo italico. Senti come... MILF, vecchio mignottone. Squirting, riforma idrica e bonifica delle zone paludose. Deep Throat, Giacomo Matteotti. Che bel pubblico. Trisam, propongo un Dio, padre e famiglia e mi sembra
e un bondage, ovviamente, Piazzale Loreto. Per un porno veramente patriottico e italiano.